Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici e ci ritroviamo oggi con il primo oroscopo della settimana. Un buongiorno anche da me Maria. Siamo pronti quindi a partire con energia, andare un po' a capire come andrà questa giornata, come si prospettano le prossime ore. E allora partiamo, sempre 12 sono i nostri segni e sempre noi partiamo dai nostri Ariete. Con Mercurio e Plutone mal disposti, oggi nei contrasti rischiate di voler imporre i vostri punti di vista non lasciando spazio al contraddittorio e al confronto, che invece è importante. Diffidate di un conoscente che potrebbe disorientarvi con un atteggiamento vago e poco chiaro, non fidatevi. Toro, voi grazie alla Luna in sestile Urano avvierete dei cambiamenti che sono diventati urgenti e necessari con il passare del tempo, rimanendo però con i piedi ben piantati a terra, e questo è importante. In ambito familiare poi non chiedete l'impossibile, lasciate che ognuno si dia da fare come meglio crede, dopotutto anche voi richiedete la vostra libertà. E siamo arrivati dai nostri Gemelli. C'è forse tra di voi qualcuno single e abituato a pensare che fare da soli è sempre la scelta migliore? Considerati però oggi Venere e Marte complici, forse incontrerete chi vi farà ricredere e lì vi vogliamo. Potrete risolvere a vostro favore eventuali vertenze legali e sancire una maggiore stabilità economica in più. Cancro, alcune stelle odierne sono favorevoli, sfruttando le vostre qualità e risorse al meglio. Sul lavoro diventerete i protagonisti creativi di un'impresa importante, una nuova avventura. Aspettate che la prima attività si sia del tutto conclusa prima di procedere avviandone un'altra, una cosa alla volta. Procedete così. E siamo dai nostri Leone. Occuparvi dei vostri impegni e solo dopo prendervi carico dei grattacapi altrui non significa essere egoisti, anzi il contrario, equi e realisti. Spiegatelo a chi vi circonda. Saturno tende a ostacolare la realizzazione di quei progetti a cui tenete tanto, ma forza, coraggio, non lasciatevi andare, procedete sulla vostra strada. Vergine, a causa di Nettuno opposto oggi non concentratevi e non fantasticate su quella persona che appare distante e distratta, meglio guardare da un'altra parte. Con questo aspetto non lasciatevi ammaliare dalle moine di qualcuno che si rivelerebbe poco sincero, oggi avete bisogno di chiarezza. Bilancia, le stelle di oggi con voi sono un po' antipatiche, diciamolo. Provate a non mettere becco dove la vostra opinione non viene richiesta e vivrete serenamente così. Questo è il consiglio del giorno. Con Giove in opposizione, in più, occhio ad atteggiamenti dettati dalla faciloneria e dall'ottimismo esagerato. Dovete rimanere sulle basi, un certo standard. Scorpione, voi in questo lunedì passerete del tempo con un familiare a riflettere sulla vostra quotidianità e su cosa fare per renderla ancora più piacevole e soddisfacente. Si può sempre migliorare. Saturno però è avverso, non permettete al partner di condizionarvi con richieste che vivete come asfissianti, pensate con la vostra testa. Sagittario, per voi il lunedì si apre con l'appoggio del generoso Giove, convenienti occasioni di shopping quindi vi risollevano fin da subito il morale, ottimo momento anche per gli investimenti, quindi oggi bene le finanze, vi farete amare e corteggiare, ma allo stesso tempo non concedendo però facilmente la fiducia a chi avete appena conosciuto. Ci vuole tempo per conquistarvi. Capricorno, forse non potrete compiere adesso, vista l'ostilità di Giove e il viaggio tanto desiderato fin qui, ma vi consolerete egregiamente con altre piacevoli attività. Per colpa della Luna in conflitto con Plutone nel vostro cielo, se dovete prendere delle decisioni fatelo ma con serenità. Acquario, e con voi lunedì è uguale al lavoro. Con Saturno nel segno è tempo di assumervi responsabilità e oneri, ma lo farete con calma perché consapevoli delle vostre scelte, quindi passo dopo passo. Lasciando più spazio ad attività ricreative vi accorgerete che l'acutezza mentale ne guadagnerà fin da subito. Chiudiamo ancora con i nostri pesci. La Luna in trigono Nettuno vi spronerà a esprimere le vostre idee a colleghi molto stimati e questo vi aiuterà a sbloccare situazioni stagnanti, quindi non solo lavoro ma anche relazioni. La Luna amica vi donerà un'insolita facilità oggi nel portare a termine qualunque progetto vi proponiate, quindi iniziate subito, oggi è il giorno giusto. E tutto quindi, si chiude qui il nostro oroscopo del giorno, appuntamento domani mattina ancora con Radio.0 e tutte le novità. Una buona giornata a tutti, un buon lunedì soprattutto e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0